Roberto, Pinot Grigio, si può dire il vino della casa? Assolutamente sì, in quanto è sicuramente il vino che noi nel nostro contesto produttivo produciamo di più, in quanto è sicuramente il vino bianco della nostra regione che più conosciuto e più distribuito a livello internazionale. Fammelo assaggiare, io sento un profumo di una freschezza incredibile, e frutta bianca matura, frutta tropicale, delle note di agrume molto fresco, croccante. È un vino assolutamente invitante, lo assaggio. Fresco, sapido, pulito, nitido, verticale, con un bel finale di frutta e di agrume. Questo spiega il suo grande successo a livello internazionale. Assolutamente, queste caratteristiche che hai descritto in maniera egregia fa sì che questo vino sia particolarmente versatile grazie a questa freschezza, all'assenza di legno, alla vinificazione in bianco a temperatura controllata per cogliere tutta quella che è la fragranza che questo genere di uva può dare, lo rende per l'appunto un vino molto versatile negli abbinamenti gastronomici ed è che è la base del suo successo. Cosa dà il terroir delle Grave al Pinot Grigio? Il terroir delle Grave, essendo un terreno di origine alluvionale, quindi ghiaioso, molto, molto povero, c'è un detto che dice fammi povero che ti farò ricco, no, della terra, è perfetto per descrivere quanto le caratteristiche di questi terreni sono ideali per la coltivazione della vite di questa tipologia di vino. Un vino invogliante, fresco, scorrevole. La prima cosa che mi viene in mente è la cucina mediterranea, ma è un abbinamento ovvio. Le cucine orientali, sushi e sashimi, è un invito a nozze. Un invito a nozze, anzi crudi appunto, sushi, sashimi, ma non solo, anche cibi piccanti, particolarmente voluti o aromatici, in quanto la freschezza e la pulizia di questo vino, l'equilibrio acido, pulisce la bocca e ti gratifica e ti fa avere un eccellente abbinamento, un buon accompagnamento, un buon sposalizio fra pietanza e vino, sicuramente. Pinot Grigio, lo stile italiano, vino gastronomico per eccellenza. Assolutamente.